Sui quei orientai dal Friul, in tal comune di Manzan, a chiaval di stradis che une volte avevano grande importanza strategiche, egli è la badie millenarie di Rosacis, pont d'inquintri e dialic di lenghis e culturis diversis, tra sorelli bonat e sorelli lievat, in tal passat, tant che in tal presint. La viste che si giol de badie egli è uniche. La chialade va de val di Chiauret, passant traviers dal quei, par dopo chiappa dentri la planure oriental furlane, la sacume de basiliche di Aquilee, cuna espalis la lagune di Grau. Sot dai voi dai visitadors, un insieme di culinis morbidis, vignai, chiamps di ulivars, planuris cum picciui centris urbans, e insom, il mar. Lis origins de badie di Rosacis a son dibattudis. Si dice che talvolta si è ritirato un eremita alemanno che, desideroso di pace, spiritualità e preghiere, ha notato che su queste colline, le colline di Santa Caterine, aveva chiatato il puesto giusto per poter esprimere le sue esigenze. E tante persone si passavano di qua in quel tempo e ogni da so celle si sono plan plan edificate altre celle. Si era creato un vero e proprio monastero che alle guide erano i monacos agostinians. Dopo il plan che sono arrivati i monacos benedettini direttamente dal monastero di Millstatt in Carinzia, e con loro le badie hanno avuto un grande periodo di sfarzo e ricchezza. Tant che era stata dichiarata indipendente dal 1245 con una bolle papale di Papa Innocenzo IV. E tante guerre si avevano queste badie, con incendi che hanno distrutto i documenti che attestavano le ricchezze, ma le rinascite le potevano tornare a viode attorno al 1529, quando è arrivato l'abate commendatore Ghiberti, e vescovo di Verone, che ha deciso di riedificare le iglesie così come che voi le vedete. Con le fin dal patriarcato di Aquilee dal 1751 le badie diventano residenze estive dai vescovi di Udin. Recentemente, da storie più contemporanee, si ricorda che le badie sono state ospedale militare durante le prime guerre mondiali. Importante, dal punto di vista storico e artistico, è la chiesa abbaziale dedicata a San Pieri a Puestul, di stil romanic, a plante rettangolari e tre navadis, decorate tal dentri di affreschi dal Cinquecento. Ostiamo proprio i pis sulle sponde che hanno origine dal 1100, quando sono state create le prime iglesie dedicate a San Piero Apostolo. E dopodiché questa iglesia ha avuto veramente tante peripezie, tra incendi, guerre, che le avevano completamente distrutte. E ciò che noi arriviamo a vedere è grazie all'intervento di Matteo dall'abate commendatore Matteo Ghiberti, che attorno al 1530 ha deciso di riedificare, aiutandosi dall'architetto cividalese Venceslao Boiani, e a lavori edili conclusi ha commissionato affrescos all'artista veronese Francesco Torbido, arlev dal Giorgione, e che ha affrescato in Friuli, ha affrescato dove queste iglesie qua. Matteo Ghiberti, l'abate commendatore che ha deciso di riedificare le iglesie, ha voluto proprio la sal segno, perché in queste iglesie ho chiatten per ben 6 volte il suo stemma, che è composto di una miagelune, 3 stelle, e al vertice le mitre, che è il tipico chiappello dal vescovo, dato che lui era il vescovo di Verone. Di simpri torde abbazie hanno sevin rosars. Rosazzo al ven di fat di rosacis o rosazzis, una varietà particolare di garoful di Barac che sfloris dome chi. Forse perduta in grande glaciate dal 1929 e è stata chiatata fuori in Francia,
di dulà che gli è tornata in badie, chiappanti il puest di onor in tal troi dai garofui, antics e modernis, di lung dai murs perimetrai e sul giardin pensil plui picciul, une maravee di lung de vierte, un spettacolo di colors e profums. Al Garofolar egli è dedicata la manifestazione annuale Rosazzo da Rosa, in te prime fin de settimane dal mese di mai. Quindi torna in da urta al tempo da prime guerre mondiali, quando queste badie e aree ospedal militare. Tra i tanti soldati caricoverati si visi in particolare di un soldato francese che, a guarigione raggiunte, ha deciso di fare una camminata su questi giardini prima di tornare a casa. Ha notato che cresceva spontanea una rose particolare, una rose salvadie, dal colore blanco, rosa pallido. E ha deciso di chiappare su una rose e portarsi a casa con sé. Proprio con l'intento di fare un etalè e di tramandare di generazione in generazione proprio per ricordarsi di questo momento che ha in badia. Le sue famiglie lo ha ascoltato e le ha coltivate e poi posa in sfa è arrivato un sopronivoto con queste rose e che voi le potete inviare cada ora. E noi si sente a quarts che tal frattempo le avevano perdute, perché le forti gelate dal 1929, che aveva decimato i vignai, i ulivars, i pomars, e aveva copate anche queste rose. Allora, grazie a chi soldato, a chi pronevot che è arrivato fin qua da Francia, noi possiamo tornare a vedere le rose di Rosazzo. Zone di perfettissimi vini e ieche di Rosaccis. Al scriveva il letterato veneziano Marin Sanudo già in tal 1483. Merit de Ponca, il terreno formato di carantans e arenaris di origini eoceniche e di un microclima unico, ideale per coltivare la vite. Chi ha sonnasudis grandi suis furlanis, tanche la ribuele gialle, il piccolit e il pignul. In tal 1500, tra i vins preferiti dal dos di Vignesie, era la ribuele gialle di Rosaccis. La sua produzione era riservata a lui. Ho sentito i vignai storici de badie e se voi potete camminare tra questi filars, è grazie anche ai monacos che hanno insegnato alle popolazioni autoctone le coltivazioni da vite, ma non solo da vite, anche dai ulivars e dai pomars. Dal 1341 il patriarca Bertrando ha inviato una lettera a tutte le persone che avevano dai terreni in badie. E dove che scriveva che se noi coltivavamo a vignal e venivano scomunicati. E quindi proprio ho potuto dire che le viticolture erano già importanti a quei tempi. E voi in Badie ho potuto dire che è la presenza di una cantine storiche che è le più antiche dal Friuli. Ho segno in Talcur dai colli orientali del Friuli e in particolar modo ho segno in una DOCG, la DOCG Rosazzo. Quindi qua su questi stiari si produce il vin Rosazzo, che è proprio un uvaggio di 100 uis. Voi i vignai storici de Badie e sono coltivati e sono curati da aziende vitivinicole Livio Felluga. La Badie è opera sia sul fronte ecumenic che culturale, col supporto de Fondazione Badie di Rosaccis, attive dal 1996. E organizza eventi culturali proprio per mantenere sempre attive le culture e le storie millenarie di queste badie. Organizza concerti come il solito concerto tradizionale di Pasqua e di Nadal, di musiche classiche. Dopodiché si organizzano anche mostre di arte. Ogni 2 anni vengono le mostre biennali d'arte contemporanee. E proprio a marzo probabilmente inaugureremo le 11ª mostre biennali con le opere di Giovanni Barbisan.
E no dome mostre so organizzem anche des presentacions di libris. Questi rassegni si chiamano I colloqui dell'abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga. Come potete immaginare, è una collaborazione proprio con le aziende vitivinicole Livio Felluga.